Resta un rammarico di non essere riuscito a localizzare dove si trovava finché cercava di buttarsi giù, perché io ero sotto che cercavo di dissuaderlo, di desistere, l'ho invitato in portineria, lui mi diceva che non ce l'aveva con me, farfugliava, diceva che la laurea ce l'aveva con lui, che gli esami e la tesi l'aveva fatta. Quelle parole Antonio le ha impresse nella mente, le urla di quel ragazzo che ha cercato invano di convincere a non gettarsi sembrano risuonare ancora nel grande vano scala della torre. Ci potrebbe essere un disagio legato a motivi di studio all'origine della tragedia che si è consumata a Padova nel Palazzo Europa di via Matteotti, dove uno studente di 23 anni, originario di Romano d'Ezzelino, si è gettato dall'11° piano. Antonio, il portiere dello stabile, ha cercato di intervenire e di farlo desistere quando ha sentito il rumore di vetri della finestra che il giovane ha rotto prima di precipitare nel vuoto. Mi urlava, mi diceva non ce l'ho con lei, se ne vada via perché sennò si fa male. E dopo un certo momento ho sentito il tonfo, me lo sono visto davanti che stavo chiamando il 118 e quindi basta. All'11° piano le tracce di sangue vicino alla finestra e lo zaino del 23enne con il suo giubbetto. Quando è arrivato nulla lasciava presagire al gesto estremo. Aveva un appuntamento dal parrucchiere già prenotato il giorno precedente e ha suonato il campanello normalmente, aveva il giubbetto di cuoio, aveva lo zainetto sulle spalle, quindi è entrato senza dare nessun motivo, non era né irrequieto, sereno. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia ed è stato sequestrato lo zaino del 23enne per cercare di avere le risposte per spiegare il suo gesto estremo. Spesso però le sofferenze dei giovani non sono sempre così evidenti, spiegano le responsabili di Telefono Amico, la ONLUS che aiuta le persone in difficoltà e che hanno bisogno di un sostegno. Ci sono tante cose che possono passare dentro all'anima, alla testa di una persona e segnali che a volte non vediamo, segnali che a volte non ci sono perché la sofferenza rimane dentro